Josia al fazer em Jerusalém la Páscoa in honor del Signor, e agni de Páscoa foren sacrificats ai cutuardis del prim mes. Il real torna a metti predis tal lor puest, e io invoa a fallis lor funzions tal templi. Urdisei levis, ca istruivi in tutto Israel e che si erin consacras al Signor, metteit l'archie sante tal templi, fazzu di Salomon, fi di David, re di Israel, non sarà poi une chiame sulle vostri spalis. Cumo servite il Signor vostri, Dio e il suo popolo Israele. Mettetis seont lis vostris fameis, seont lis vostris classis, da dai ordis di David, re di Israele, ed esles di Salomon, Sofì. Staet a santuare disposizione des fameis dai vostris fradis, dai fis del popolo, une part des fameis, dai levis, aia di essi par lor. Sacrificaiti agnei de Pasches, mondeaisi e metteisi a disposizione das vostris fradis, seont la paraula che il Signor us ha fatte saver mediante di Mosè. Josie urde ai fis del popolo, a che erin ali, besteam minut, venastai 3000 agnei e cavres, tanche vittims di Pasche, e in plui 3000 bus. Dut chest besteam aliere dal re. I si graduas a fazer sacrificis di avot pal popol, pai predis e pai levis. Kelchie, Zaccarie, Jechiel, sorestans dal templi, urderin ai predis, pai sacrificis di Pasche, 2600 agnei e cavres, e in plui 300 bus. Con Anie, Semaie e Netanel, siei fradis, Casabie, Jechiel e Josabat, sorestans dai levis, urderin ai levis per i sacrifici di Pasche 5.000 agnei e cavres e in plui 500 bus. Così al fodut prompes funzions, i predis si metterin tal lor puest, così anche i levis seont lisor classis, come calveve ordinati il re. A sacrificare gli agnei de Pasche, i predis asborfavin il sang, biel che i levis adiavavin la piel. A metterin di bande l'Holocaust, dispartilu enfri fis dal popol, seont la spartizion des fameis, perché i presentassin al Signor, come cal è scritto dal libri di Mosè. La stesse robe le faserin pai bus. Seont l'usance arrustirin l'agnel de Pasche sul fug, i tocs consacras iu faserin queites citis, tes tialderis, et espagielis, e lis derin fur cum sveltece a tutti il popol. Po approntarin la Pasche par se e pai predis, parce che i predis, fis di Aaron, a forin impegnas fin tremai gnot, a offrì olocausti e il gras, perché li levis approntarin par se e pai predis fis di Aaron, i cantors, fis di Asaf, aierin te lor place, seont i ordins di David, di Asaf, di Eman e di Udutun, profete dal re. I partonir saierin ogni dun te so parte, nor coventadis lontanasi tal lor puest, parce che levis, lor fradis, approntarin dut per lor. Così in che di al fo disponu tutti i servizi del Signor per fa la Pasche e per offrire gli olocausti sull'altar del Signor, come che aveva ordinato il re Josie. I figli di Israele che erin lì a faserin la Pasche e la fiesta del pan cencelevam per 7 dies. Aliere dai teams del profeta Samuel che non si aveva fatto una Pasche così in Israele. Nessun re di Israele non aveva fatto une Pasche compagne di cheste dal re Josie, insieme coi predis, coi levis, con tutti di Giude, con tutti che erin rivas di Israele e con la int di Gerusalemme. Queste Pasche la faserin tal 18 an dal ream di Josie.
Dopo tutti questi robis, dopo che Giosia aveva tornato a mettere in sesti il templi, Necao, re dall'Egitto, allea combatti a Carchemis sull'Eufrat, Giosie al marcià quintri di lui. Che l'altri mandà mes a Dii, c'è da fa svino io e te, re di Giude, io non ven quintri di te, ma so in guerre quintri di un'altra chiase, e Dio mi ha dato ordine di spesseà. Per la qual non sta mettiti quintri di Dio, che è con me, per no che ti fruci. Ma Giosia non si ritirà, risoluto di frontalu, non ascolta gran le parole di Necao, che venivi in de bocche di Dio, e al tacabatae te conche di Megiddo. I arcirs attraerin sul re Giosie, il re ordinai siei graduas, portaimi via di chi, quai une brutte feride. I siei graduas lo tirarin giù dal tiar e lo metterin su un altro tiar e lo tornarin a portare a Gerusalemme, là che morì. Al fo sotterrata ai tombai dei siei vons, tutte la in di Giude e di Gerusalemme e fase corrot per Giosia. Geremie al componeune lamentazione sore di Giosie, duci cantors e lis cantoris le chantin, antiemò te svaiudis su Giosie, e è diventate una regola in Israele, che di fatto è mettude dentri tes lamentazions.